Rai di Sanremo a cui hai proposto appunto questo pezzo, o no? È vero, che poi tra l'altro l'ho saputo, chiaramente non sapevo che ci fosse un altro stornello romanesco in corsa, però ovviamente con l'Universal dietro, ma dove vado io? Eh, quindi, però, ma sì, mi sono voluto divertire, sai, io mi diverto anche a sorprendere, perché ho nella mia discografia anche cose tutte cuore amore, rock, acide, meno acide. E mi piace cambiare, mi piace, ecco, esprimermi cambiando d'abito, e poi l'impegno sociale ce l'ho, non è la prima volta, anche con Paco Pa, che mi portò proprio il premio della critica, Mia Martini, diciamo, un'anticipazione di queste atmosfere già c'era. Vero, 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 vero. È tutto da scoprire questo artista Shard, Shard, ed è per questo che ti seguiamo, perché effettivamente non annoi mai i nostri ascoltatori che cercano sempre qualcosa di diverso, di anticonvenzionale e che non si ascolti ogni giorno, ogni ora sulle radio blasonate. E questo è oro colato, ragazzi. E questi sono artisti genuini che ve la raccontano giusta, per cui sapete già dove andare a cercare. Shard, è un po' difficile certamente, attaccata banana. Ma sai, è quello che io dico sempre, quell'elemento del vero cantautore che deve essere necessariamente, altrimenti vai a uniformarti, no, al sistema, devi avere la libertà anche di non piacere e soprattutto di non compiacere. Quindi giustamente, logicamente devi essere gradevole, devi essere apprezzabile nello strumento con il quale ti proponi, però devi riuscire a saper dire sempre la tua, nel tuo stile, dalla tua prospettiva, senza uniformarti a quello che vuole essere messo nel sistema, chiaramente, giustamente anche, no? Giustamente noi cerchiamo proprio qualcosa di diverso e giustamente, perché no, è una domandina su questo Sanremo te la faccio, per capire un attimo cosa hai trovato in questo Sanremone 2025 che secondo te può essere utile anche a capire dove va la musica, quella di qualità, chiaramente, se mai c'era qualche cosa di qualità in questo Sanremo. Ma io penso, ti posso dire, in fondo è sempre lo stesso Sanremo, cambiano un po' i tempi, però ci sono sempre i brani un po' tra virgolette trash, un po' di giochetti, un po' di impiccetti, un po' come anche lo diceva Totò negli anni 60, lo dice anche Vessicchio. Ho visto un'intervista di Vessicchio che ha detto, l'ha detta chiara, giusta, evidente, come la vediamo tutti. Una volta si impostava Sanremo sul parterre di brani, si sceglievano prima i brani e poi la commissione sceglieva a chi poteva essere più adatto l'interpretazione. Poi ovviamente c'erano quelle perle di passaggio che erano i cantautori, ma dobbiamo pensare che in una kermesse del genere ci sono i cantautori, ma non solo, ci sono gli interpreti e poi ci sono i performer. E chiaramente c'è un po' tutto. Adesso il discorso è diverso, perché si scelgono prima gli artisti, più che scelgono, si stabiliscono, tanto alla fine abbiamo visto 30-31 partecipanti, 3 case discografiche, e in Italia non ce ne sono 3 di case discografiche, quindi già dice tutto quello. E secondariamente vengono scelti i brani. Purtroppo alcuni brani sono obiettivamente brutti. Chiaramente poi sono ben vestiti, ben presentati, bella esibizione, bello tutto, bella estetica, bella scatola, bel contenitore, bella cornice, ma spesso il quadro non c'è, il quadro è bruttino. Senti, in vista dell'Eurofestival, il fatto che il vincitore di Sanremo abbia rinunciato e al posizione numero 2 c'è quel Lucio Corsi, tanto effettivamente osannato perché sembra che sia qualcosa di nuovo. Che figura ci può fare all'Eurofestival questo Lucio Corsi? Oh, dipende anche come si concia, perché sappiamo che Ma come guarda, festival è abbastanza kitsch, abbastanza trash l'Eurofestival, ma quindi io se sei appena, vestito bene non ti guardano neanche. ti dico, appena l'ho visto mi ha richiamato subito, a parte poi io adoro i volti truccati, insomma mi piace il look, mi è piaciuto subito e mi ha un po' ricordato Alberto Camerini come Vero? primo impatto. Però Lucio Corsi ha fatto tanto effetto, ha messo in ombra tutti gli altri, ma per il semplice fatto che è un vero musicista, è un vero cantatore, punto e basta. Magari posizionato, presentato 20 anni fa sarebbe stato uno dei tanti, ora
sembra una perla rara perché gli altri non sono nulla. Quindi è chiaro che se tu una piccola scintilla di qualcosa la metti nella polvere, la vedi subito, ovviamente. E quindi ci sta, diciamo che ci sta. Purtroppo è uno solo. Però almeno questa edizione di Sanremo, se è servita a far conoscere al grande pubblico questo musicista, va benissimo. Non viene, cioè viene da lontano Corsi, è uno che è abbastanza conosciuto nell'ambiente, insomma, un musicista che non è nato oggi, magari il grande pubblico lo conosce oggi, ma ha un background abbastanza intenso, diciamo, come tanti di noi. Vero, 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 vero. E la nostra radio serve appunto per quello, per far conoscere tante miniere d'oro musicali che altrimenti hanno un pubblico troppo selezionato. Va bene selezionare, ma fino a un certo punto. E allora, signori, cerchiamo di aprire queste miniere d'oro alla vostra musica, certamente richiedendo Shard, SHARD sugli store digitali o semplicemente su YouTube, salta fuori. E chiaramente Giorgio Spinelli, ti chiedo cosa bolle in pentola, perché so bene che mentre ti godi la Mamma mia. simpatia di questo pezzo ne avrai già preparato un altro. Allora, io mi mordo la lingua per non dire più di tanto, ma prevedo quest'anno a occhio ben tre album, Urca. 2 di mio repertorio, uno di non mio repertorio, ma in collaborazione, cioè, interpretazioni, arrangiamenti, tutto mio, e con collaborazioni estremamente assai big e importanti, e quindi sarà un anno estremamente intenso. Immagina 3 album, vuol dire non solo, a parte chiudere i progetti, suonarli, rifinirli, masterizzare, via dicendo, c'è tutto il discorso poi di grafica, chiudere i booklet e tutto il resto. Quindi un anno molto molto intenso, e sono impaziente come sempre, come anche mesi fa ero impaziente di annunciare questo Attacca da Banana, che poi è uscito, ma ce l'avevo lì, ero proprio impaziente, insomma, di farlo uscire. Dai, bello, bello così, e noi naturalmente continuiamo a seguirti, a trasmetterti con la simpatia anche dei nostri ascoltatori che ti stanno scrivendo per farti i complimenti. Grande Shard! Grazie a tutti, è sempre un piacere con te, sei un grande. Sei gentile. Alla prossima, Giorgio Spinelli. Ciao. 11:21. Come va? Come va? Attenzione all'abuso di acqua. L'abuso di acqua può portare alla morte. Tra i rischi anche la sudorazione. Continuano a ridere quelli di Repubblica su Lollobrigida. Oh, ma cosa c'è da ridere? Qualunque cosa. Se esageri fa male. Dobbiamo dirlo noi. Non aggiungo altro. Sappiamo che molto spesso, come dice quel Sammy Varin, è questione di caratura in certi personaggi, ma poi insomma quando li conosciamo a un certo punto è inutile continuare, imperversare. Fisco riapre la rottamazione quater per chi non è in regola, uscita su Repubblica in apertura, ma poi Mosca pronti all'accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti, posizione equilibrata all'ONU. No, che stavo pensando, questi si mettono d'accordo, le terre rare agli Stati Uniti, ma a noi che cosa va se l'Ucraina entra in Europa? Che cosa ci dà in cambio? In cambio, dai, adesso vuoi anche qualcosa in cambio? Sì, Francescano, cioè ci guadagniamo, non ci niente, zero, dobbiamo ricostruirla e mantenerla, un pesettino, però qualche centrale nucleare ce l'ha ancora, e sono tutte rotte. 0292947222, sì, vi dicevo, abbiamo un po' di spazio per voi ascoltatori quest'oggi, quindi se lo volete potete entrare in onda chiamando lo 0292947222 o inviando i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Il bello, ragazzi, che abbiamo una copertura di messaggi che potrei andare avanti fino a domani mattina. Veramente, veramente, veramente. Da dove parto? Parto da questo, da quell'altro. Ricordo benissimo la mia osservazione polemica verso la nostra Radio Libertà perché non trasmetteva l'intervista di Putin alle domande del giornalista americano, molto chiaro, la risposta piccata, tanto la trasmettono altri, neanche la Rai.
uno degli errori editoriali. Caro Maurizio, ma quanti errori che abbiamo fatto. Il bello è riconoscerli e cercare naturalmente di rimediare. È vero? C'era la Meloni o Tajani al convegno per l'OMS o erano ad abbracciare Ursula e Zelensky? Prima abbiamo avuto Claudio Borghi Aquilini nei nostri studi e chiaramente, signori, se volete riascoltarvi la sua trasmissione andate sul sito radiolibertà.net, cliccate podcast e lì c'è tutto quanto. Ma sicuramente avete l'opportunità di sentirlo in replica nel corso della serata. Buongiorno Sammy, saluto anche l'onorevole che è sempre un piacere ascoltare, ma io non sono mai stato favorevole ad aiutare troppo l'Ucraina, perché un buon leader, come magari si poteva pensare fosse Zelensky, doveva assolutamente evitare la guerra. Un buon leader difende il paese, non lo porta al massacro e alla rovina per poi chiedere sempre l'elemosina. Doveva sedersi prima di partire, un buon leader salvava il suo paese. Come facciamo a riallacciare rapporti con Putin per il gas? Il gasdotto Nord Stream gli americani l'hanno fatto saltare e Putin secondo me dice: amici, mi avete bombardato, avete portato le armi per bombardarmi, io non vi do più niente. E caro Beppe, è vero anche questo, e Claudio Borghi ha detto insomma che però se dovesse finire la guerra entro pochi giorni il gas e naturalmente anche la corrente elettrica scenderebbe immediatamente di prezzo. Noi lo speriamo. Chiaro che adesso siamo qui ad aspettare cosa fa il governo. Avete sentito la Meloni ha detto di attendere perché vuole fare qualcosa di più e pare, così scrive il Corriere, che Giorgetti si sia spazientito perché insomma c'era tutto pronto e qui e là. Non è mai contenta questa Meloni. Meno male che c'è Borghi che ragiona. L'Ucraina nella NATO e in un'Unione Europea è una follia, ma come si fa a non capirlo? Scrive Raffaella. Caro Claudio, dillo alla Melonia che continua a santificare quel tragico pagliaccio di Zelensky. Tragico pagliaccio. Buongiorno. AfD l'hanno votata nella Germania Est perché si erano stufati del regime comunista e poi Amato, oltre al grande furto sui conti correnti dalla notte al mattino, ma anche verso noi casalinghe, ha tolto la possibilità di avere la pensione minima. Così ci troviamo a percepire una miseria perché dopo alcuni anni da 90 euro al mese adesso apprendo di essere 192, scusa, era 900 euro al mese, apprendo di essere a 192. Quelli della sinistra si vergognano, tagliate le pensioni di Amato, grazie senatore Borghi. Conto chiuso a Visione TV perché libera e non allineata. Responsabile Picerno e marito, così ci scrive il nostro ascoltatore toscano. Beh, anche noi non stiamo benissimo, lo sapete, viviamo grazie al sostegno di pochi clienti, pochi sponsor e grazie al vostro sostegno, cari ascoltatori. Io lo dico sempre, se avete quei 5 euro che avanzano e potete permetterveli di donarli a noi, andate sul sito radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici e con una carta di credito ci date quello che potete, ma è ancora più comodo per chi già deve andarci in posta, entrare in un ufficio postale, prendere uno di quei moduli bianchi, scriverci conto corrente postale 37671294 37671294 e intestarlo a Radio Libertà. Un saluto e un ringraziamento al senatore Borghi, Roberto dal Canavese e ancora certamente WhatsApp, fammi capire, le persone, le famiglie più fragili sono quelle collocate al centro-sud? Quelle che percepiscono le false pensioni di invalidità, di inclusione, casse integrazioni, case non accatastate, quelli che fanno il lavoro in nero, vedrai che questi 3 miliardi serviranno per finanziare nuove schifezze. Nel frattempo, chi lavora onestamente aspettando la maledetta pensione farà tempo a morire, ci scrive Ferdinando, a proposito naturalmente del decreto che il governo sta preparando proprio per aiutare
chi ha delle bollette stratosferiche in queste settimane. Buongiorno, i sindaci del PD devono seguire le direttive del loro partito. Vedi il sindaco di Lodi, per avere una sala comunale devi dichiarare di essere antifascista. Non chiedono se sei anticomunista. Questo si chiama comunismo rosso. Buongiorno, la Meloni si è montata un po' la testa. Occhio. Ma chi ha detto? Ma non è vero niente. Brava la Meloni, bella la Meloni, ma soprattutto, guardate quanti miliardi ci ha portato adesso con gli arabi. Santa Meloni! Ci fermiamo, c'è la pausa, ma tra pochissimo si ritorna in onda. Ancora messaggi, ma soprattutto chiaramente la nostra e vostra controinformazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Non è certamente una nuova proposta, Angela Baraldi, ma è assolutamente sconosciuta al grande pubblico, nonostante siano almeno 20 anni che canta. Esce nel 2025, ma è fatto per essere ricordato nel futuro. Questo pezzo è intitolato per l'appunto 3021. 9 album ha fatto e una tournée che parte da Bologna proprio il 28 di febbraio. Angela Baraldi, con i complimenti dei nostri ascoltatori. Ogni tanto è bello soffermarsi ad ascoltare musica diversa e lo sapete, con Sammy Varin questo è possibile. Ogni mezz'ora un artista indipendente, anche tra quelli che voi stessi mi segnalate scrivendo una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o cercando Sammy Varin o Radio Libertà sui social. Ci siamo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E vai, tra poco gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, ma intanto le ultime notizie, sta spuntando sulle agenzie questa cosa qua strana, Mosca che dice pronti all'accordo su terre rare con gli Stati Uniti, posizione equilibrata all'ONU. L'ha tirata fuori Repubblica e ora anche ANSA la mette in apertura. Il Cremlino, possibile una vasta interazione con gli Stati Uniti sulle terre rare. Peskov loda la posizione equilibrata di Washington all'ONU e forse anche l'Europa graviterà verso un maggiore equilibrio. Bene. WhatsApp, certamente, grazie a tutti coloro che ancora adesso mi stanno scrivendo. 90 euro e non 900, non c'è stato nessun errore sulle pensioni delle casalinghe. Zelensky non doveva invadere la Russia. E poi certamente tante ancora meditazioni sulle prime pagine di quest'oggi, e tra poco ne leggiamo alcune, ma vorrei anche poi tornare sulle pagine di quest'oggi, perché il decreto bollette lo aspettiamo, lo stiamo seguendo da settimane, la preparazione che il governo sta facendo, e è slittato tutto a venerdì. Giorgetti non fa i salti di gioia perché l'aveva preparato, la Meloni dice non bastano i soldi, il quotidiano Il Giornale oggi a pagina 14 scrive decreto bollette energivori all'assalto, Consiglio dei Ministri rinviato a venerdì, sarà presentata anche la delega sul nucleare, Meloni ha chiesto ulteriori approfondimenti per rendere le misure più incisive, stanziamento confermato a 3 miliardi con ampliamento del bonus per i redditi bassi. C'è l'intervista di Gian Maria De Francesco a Gianni Vittorio Armani, che è il presidente di Elettricità Futura e che magari ci dà qualche consiglietto, non a noi naturalmente, ma al governo. Nel frattempo però, vi tengo in caldo, certo, gli appuntamenti da non scordare, arrivano i complimenti ad Angela Baraldi, brava, fa piacere, cercatela, e trovate tutto oggigiorno su YouTube, Angela Baraldi, oppure sugli store digitali, come del resto Scerrilli, che abbiamo avuto ospite proprio ieri, la risentirete questa sera alle 20:30, ha avuto non so quanti messaggi di complimenti e la cosa fa veramente piacere, perché sono quegli artisti che non girano sulle altre radio, rarissimo sentirle sulle radio online, e le radio online alla fine quanti ascoltatori hanno? Dispiace ammetterlo, ma 20-30 persone. Noi per fortuna siamo multipiattaforma, quindi siamo sia online che su YouTube, su Facebook, ma soprattutto siamo nazionali sul canale TV 252, sulla banda DAB della radio, e questo non è poco. Parliamo di cose serie, signori. Polenta e bruschette, cose importanti. Domenica 2 marzo, ore 12:30, se ci ascoltate dalla zona di Milano, a Bareggio, presso il centro polifunzionale di via Gallina, un appuntamento Lega Salvini Premier, ma soprattutto polenta e bruschette, sacri bruschette, signori. Per informazioni chiamate Giuseppe al 340 268 4770, saranno presenti gli ospiti politici della Lega, ma soprattutto la polenta e bruschette. Domenica 2 marzo, ore 12:30. Ragazzi miei, fa venire subito fame. Mentre
torno a ritroso perché c'è qualche eventone di quelli importanti che non dovete assolutamente perdervi. Ad esempio, per i giovani, sabato 29 marzo, da calendarizzare, scrivete Gio, congresso della Lega Giovani Lombardia. Sabato 29 marzo a Suisio, in provincia di Bergamo, presso il teatro di via San Nazario e Celso, ore 16:30, congresso Lega Giovani Lombardia. Altro appuntamento da non scordare proprio per questo giovedì 27 febbraio alle 21 all'Auditorium Giusy Spezzaferri di Merate, Lecco, Avanti con l'autonomia. Un evento organizzato dalla Lega Lombarda Salvini Premier sezione di Merate, siamo in Brianza, Attilio Fontana e Mauro Piazza. Ragazzi, presidente di Regione Lombardia, e Mauro Piazza, che è proprio il delegato all'autonomia qui in Lombardia. Giovedì 27 febbraio, ore 21, Auditorium Giusy Spezzaferri a Merate, Lecco. Se siete in zona, ma anche se non siete in zona, è il caso di passarci. Chi ci segue dal Piemonte, a Poirino, in provincia di Torino, sabato 15 marzo alle 20, la Lega Fest di Poirino con super personaggi del territorio come Riccardo Molinari, Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto, Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti e ospitone dall'Europa Silvia Sardone. Lega Fest a Poirino, in provincia di Torino, sabato 15 marzo, ore 20, presso il Mondo Fricandò, via Nino Costa 23, frazione Marocchi. Molto interessante, si mangia, si beve e si ascolta della buona politica. Buona politica che non manca certamente al convegno annuale 2025 del Dipartimento Economia della Lega. Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Anche qui scrivere sul calendario, se ci seguite da Roma, mercoledì 5 marzo presso l'Aula Nuova dei gruppi parlamentari di Roma in via Campo Marzio, o ore 13:30, da lì parte il mondo della Lega praticamente. C'è Riccardo Molinari, Matteo Salvini, Alberto Bagnai, Alberto Cusmeroli, Massimo Garavaglia, ma non solo Lega, Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, Marcella Caradonna, Andrea Bignami, caporedattore di Sky TG24. Poi nel pomeriggio arrivano Armando Siri, Massimo Bitonci, Raffaele Rinaldi, direttore centrale dell'ABI, Fabio Petri, Gianmarco Dotta, Federico Freni, sottosegretario della Lega al MEF, Giulio Centemero, ragazzi, Claudio Borghi Aquilini, Marco Zanni, Giancarlo Giorgetti per le conclusioni. Troverete poi certo tutto quanto su YouTube, se riusciremo certo lo trasmetteremo anche noi qui a Radio Libertà, chiaramente da segnare in calendario per chi ci segue da Roma. Via in Campo Marzio 78 a partire dalle 13:30, mercoledì 5 marzo, interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Se volete parteciparvi dovete scrivere a segreteria.bagnai@camera.it. Super appuntamento da non scordare, davvero. Sì, ce l'ho qui, l'intervista di Gianmaria De Francesco sul quotidiano Il Giornale a Gianni Vittorio Armani, presidente di Elettricità Futura. Ai grandi gruppi 2 miliardi all'anno. Ora bisogna aiutare famiglie, piccole e medie imprese. Così il presidente di Elettricità Futura, stipulando per le rinnovabili contratti a lungo termine, risparmi in bolletta fino a 5 miliardi. Gianni Armani, presidente di Elettricità Futura, cosa pensa delle misure che dovrebbero essere inserite nel decreto bollette? Siamo sicuri che il governo metterà in campo le migliori soluzioni possibili. Credo abbia apprezzato il dialogo costruttivo con la nostra associazione e con gli altri stakeholder finalizzato alla salvaguardia delle famiglie e delle imprese che hanno difficoltà.
Ma cosa sta succedendo ai prezzi dell'elettricità? Il prezzo del gas concorre solo per la metà dei costi della bolletta elettrica e non ha impattato su quei clienti che sul mercato libero hanno scelto il prezzo fisso, che per fortuna sono circa l'80%. Invece, tutti coloro che hanno optato per i prezzi variabili, il 20% delle famiglie e circa il 60% delle imprese, sono rimasti esposti alle nocive oscillazioni dei prezzi sui mercati internazionali. Come si potrebbe migliorare la situazione? Chiede il giornale. Gli impianti di produzione di energia rinnovabile potrebbero vendere elettricità attraverso contratti a lungo termine, ad esempio di 10 anni, che permetterebbero alle imprese di poter contare su un costo dell'energia certo e stabile nel tempo. Sarebbe anche fondamentale sbloccare le autorizzazioni necessarie al rinnovamento degli impianti già esistenti, fotovoltaici ed eolici, sfruttando le nuove tecnologie a disposizione che permettono di produrre più energia a un prezzo inferiore. Quanto si risparmierebbe? Abbiamo stimato un impatto tra i 3 e i 5 miliardi di euro in bolletta. Non è anche una questione di mix energetico? Si è fatto troppo affidamento sul gas. Perché? Chiede il giornale a Gianni Vittorio Armani. L'attuale situazione dipende da decisioni assunte nel passato. A partire dagli anni '80, con l'abbandono del nucleare, abbiamo scelto di comprare energia piuttosto che fare gli investimenti necessari che ci avrebbero resi autonomi e indipendenti nella produzione. Questo va bene finché il costo del gas è particolarmente conveniente e le relazioni con chi vende il gas sono buone, ma in condizioni di instabilità geopolitica come quelle attuali siamo molto esposti alla volatilità dei prezzi. I paesi che hanno scelto il nucleare e hanno sviluppato le rinnovabili, come la Francia e la Spagna, hanno un prezzo all'ingrosso che è il 40% più basso di quello dell'Italia. Visto che il nucleare non sarà disponibile nel breve termine, è dunque necessario puntare di più sulle fonti rinnovabili. Cosa frena questo sviluppo? La burocrazia, i veti ideologici. Le faccio un esempio. Oggi per realizzare un impianto rinnovabile in Italia si impiegano almeno 5 anni. In Spagna invece in 2 anni e mezzo si ha la certezza di ottenere l'autorizzazione finale. Le aziende energivore stanno facendo pressing affinché siano ulteriormente sostenute. Come si possono conciliare queste diverse esigenze? Comprendiamo le difficoltà di alcune categorie industriali, ma non riusciamo a capire come si possa intervenire ulteriormente a loro favore attraverso la bolletta elettrica, visto che godono da anni di ingenti sussidi come interconnector, interrompibilità, energy release, oltre che il rimborso della CO2. A quanto ammontano questi aiuti all'anno? Circa 2 miliardi, ed è un contributo che pesa sulle bollette di tutti gli altri. Un'altra questione è il cosiddetto decoupling, la separazione del prezzo del gas da quello dell'energia rinnovabile. Si può fare? No, non è realizzabile. L'attuale meccanismo di mercato esiste da 20 anni e se nessun paese europeo ha mai pensato di eliminarlo, separando l'energia rinnovabile dalle altre, ci sarà un motivo. Questo sistema peraltro ha consentito all'Italia di ridurre del 25% il consumo di gas rispetto ai primi anni 2000. Così quest'oggi a pagina 14 del quotidiano Il Giornale si parla naturalmente di quello che sta preparando il governo sul fronte bollette, tutto rimandato a venerdì e certamente aspettiamo buone notizie. Anche QN, il resto del Carlino, scrive: la doccia fredda, slitta ancora il decreto bollette, Meloni, misure poco efficaci, l'esecutivo si rivedrà venerdì, la Premier vuole più attenzione a imprese e famiglie vulnerabili, le mosse allo studio dovrebbero valere per 6 mesi con uno sforzo economico di 2,83 miliardi. Proseguiamo all'interno dei quotidiani per vedere se vi trovo qualcos'altro su questo fronte. Anche sul quotidiano Il Tempo, Meloni rinvia il DL bollette, non basta, misure più efficaci.
stavo vedendo, visto che tanto la menano quelli di sinistra, no? E loro che cosa ti dicono di fare quelli di sinistra? No, tanto così per capire, no? Visto che sono loro che hanno l'omniscienza, cosa propongono? Niente, no? Questa cosa, misteri, apparizioni, sparizioni. Anche sul quotidiano La Repubblica, il pasticcio del decreto bollette, Meloni lo blocca, inefficace. Il Consiglio dei Ministri previsto per oggi slitta venerdì, Schlein all'attacco, non bastano soluzioni di corto respiro. Sto cercando, non bastano di corto respiro, ma e non c'è nient'altro. Io cerco, ma non c'è nessuna proposta del PD. No, ma sicuramente da qualche parte, se cercate bene, da qualche parte la troviamo. Certamente da parte di Sammy Varin, eccolo qua, guarda, dove sono finito? Non so più. La Stampa, eccola qua. Mamma mia, che faccia da cattiva la Schlein. Bollette il decreto slitta, Meloni striglia ministri, serve 1 miliardo in più, ed eccola qui la Schlein, mamma mia, cattivissima, che propone, sto cercando la proposta per il PD, che ieri ha lanciato le sue proposte, le ha lanciate, dove sono? Il governo, anziché rinviare il varo dei nuovi sostegni, dovrebbe intervenire rapidamente, posto che questi sono i mesi in cui i prezzi di gas e elettricità corrono di più. Ragazzi, questa gente che ha studiato. E del resto, interventi urgenti ieri sono stati sollecitati anche da Confcommercio, GND e CNA. 2 le idee presentate via social dalla segretaria Elis Lane insieme a Corrado Misiani e Annalisa Corrado. La prima punta a disaccoppiare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas. Mi pare che avete già sentito sta cosa, non si può fare. La seconda riguarda, ecco, quindi sono aperto una pagina che non c'entra assolutamente niente, Gesù mi punisce, e vedi, sono quelle robe che tu schiacci un bottone, caro Sammy Varin. La seconda riguarda la proposta di legge per istituire un acquirente pubblico unico, in modo da ottenere prezzi sull'energia più bassi. Uno dice, ma l'Europa, mi pare che, su cui siete d'accordissimo voi del PD, ci ha portato proprio a liberalizzare la cosa, e adesso torniamo indietro perché lo propone il PD. Su queste continueremo a incalzare il governo Meloni, che non ha fatto nulla, ha affermato la Schlein, secondo la quale i bonus hanno una loro utilità ma danno risposte di corto respiro, mentre servono risposte sul lungo periodo. Per questo chiediamo una svolta sulla politica italiana ed europea. Ora il governo scopre la necessità di andare incontro a famiglie meno abbienti e imprese. Gli diamo il benvenuto, ma ricordiamo a Giorgia Meloni che dall'inizio della legislatura la maggioranza non ha preso un provvedimento che portasse all'abbassamento dei costi dell'energia, accusa a sua volta il capogruppo del PD al Senato Boccia. Servono interventi urgenti, a cominciare dalla progressiva sterilizzazione degli oneri generali di sistema, aggravanti per il 23% sulle bollette elettriche del terziario, la cui fiscalizzazione condurrebbe all'abbattimento dei costi per la generalità dei clienti finali, chiede invece Confcommercio, segnalando che nell'ultimo biennio il divario tra noi e il resto d'Europa è costantemente aumentato. Nel 2023 il prezzo dell'energia elettrica in Italia era più alto del 24% rispetto a quello francese e maggiore rispettivamente del 33 e del 41 rispetto a quello tedesco e quello spagnolo. Nel 2024 lo stesso differenziale è poi salito a più 49% rispetto alla Francia, a più 61% rispetto a Spagna e Germania. E se i prezzi all'ingrosso si attestassero sui valori di gennaio, quest'anno le imprese dei settori di Confcommercio sosterrebbero complessivamente una spesa pari a 12,5 miliardi, il 17% più alta del 2024. E così, se si esclude il 2022, annus horribilis per i costi energetici, il 2025 risulterà così l'anno con la spesa storicamente più elevata per le imprese del terziario di mercato. Un vero disastro, quest'oggi scrive il quotidiano La Stampa, ma Sammy Varin, a proposito di disastri, vi dà appuntamento domani mattina alle 7:30 per la rassegna stampa.